Siamo a Lignano Sabbiadoro per la 13ª Marcia del Mare e oggi domenica 7 aprile una bellissima giornata di sole ha accolto tutti i turisti, i concorrenti, i partecipanti a questa Marcia del Mare. Lignano Sabbiadoro si è già preparata e sta finendo di prepararsi per la stagione turistica 2014 e siamo qua in Terrazza Mare, uno dei luoghi caratteristici della nostra località. Il percorso proseguirà poi facendo vedere altre zone tipiche di Lignano che sono poco conosciute magari dai turisti, ma veramente belle e da visitare. Pronti? Via! E diamo inizio alla 13ª Marcia del Mare. Vi ripeto, forza ragazzi. Ecco, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà. Siamo al ristoro della 25-14 km. Allora signora, com'è stato il percorso? Tranquillo, niente di difficoltoso, bene così. Va bene, grazie mille. Allora, quanti chilometri hai fatto adesso? Adesso siamo all'8° chilometro, ne facciamo 14. Ok, 14. Com'è stato questo percorso per te? Bello. Bello. Quest'estate insieme a me, per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà. Ci troviamo in una delle 7-8 darsene che sono a Lignano Sabbiadoro e nel comprensorio di Aprilia Marittima. La nostra località, insieme ad Aprilia, annovera circa 7.000 posti barca ed sono messi insieme il porto più grande del Mediterraneo. Alle mie spalle la laguna di Marano, dove c'è un'oasi avifaunistica veramente pregiata e c'è un villaggio di pescatori con le case tipiche, dove sfocia il fiume Stella, il quale si può risalire fino a Precenico e a Palazzolo dello Stella, tutte perle della Bassa Friulana che pochi turisti purtroppo conoscono. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me, stessa spiaggia, stesso mare, insieme a te. Grandissimo successo della Marcia del Mare, dove siamo arrivati a più di 1500 iscrizioni e non sono ancora finite, e direi che è stata un'ottima idea il sodalizio fra la Marcia del Mare e il Nordic Walking, che conta più di 200 appassionati che si sono iscritti alla partenza oggi da Lignano Sabbiadoro, e spero che questo continui anche per gli anni futuri, perché anche per il Nordic Walking Lignano Sabbiadoro sta cercando di inserire un gran numero di percorsi. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a 2 passi dal mare. Siamo al ristoro Evolution di Ronchis al 14° chilometro e adesso ascoltiamo qualche intervista. Com'è stato il percorso fino adesso? Bene. Guarda. Bene? Sì, però è stato molto lunga. È stato molto lungo, immagino. Grazie mille. Siamo al percorso della Lignano Longa. Eccoci qua signora, com'è il percorso? Bellissimo, ogni anno noi non manchiamo mai a questa marcia, no Jenny? No, bellissima proprio bella. Stupenda. Sì.
Ok, grazie mille. Eccoci qua alla conclusione della 13ª Marcia del Mare. Ormai siamo arrivati a più di 1600 iscritti, poi oggi il tempo è stato anche molto molto bello. E niente, adesso noi ci rivediamo il prossimo anno, spero ancora più numerosi, e adesso passo la parola ad Armando che vi presenterà la prossima marcia di domenica. A te Armando. Grazie, volentieri. Allora vi aspettiamo numerosi, speriamo altrettanto, alla 26ª Sport Insieme che si terrà a Cervignano domenica 13. La partenza è presso la sede della Nautica, come ogni anno gli amici ci danno una mano, insomma ci ospitano. Abbiamo cercato di limitare il più possibile gli inconvenienti dovuti alla ristrutturazione di questa sede, vedete che vi divertirete. Abbiamo varie manifestazioni collaterali insieme alla nostra marcia longa, per cui come al solito tiro con l'arco con i nostri amici arcieri Isonzo, pagaiate sul fiume col Cussudine, una rappresentazione storica, questa molto particolare, ci tengo, con un'associazione per la Grande Guerra in una trincea della guerra mondiale, e i percorsi sono i soliti, 6, 12 e 21, quindi ci vediamo domenica 13. Questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare, bronzatissima sotto i raggi del sole, a 2 passi dal mare, abbracciato con te.